Il pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio per tutti i capi di imputazione. Vi sono stati alcuni interventi delle parti civili, e precisamente il mio, quello della Banca d'Italia e quello della Consob. Il giorno 20 intervengono le difese dell'imputato e del responsabile civile, liquidazione coatta amministrativa Veneto Banca. Il PM di Treviso Massimo De Bortoli, durante l'udienza preliminare per il crack di Veneto Banca, ha chiesto il rinvio a giudizio dell'ex amministratore delegato dell'istituto Vincenzo Consoli per i reati di truffa, ostacolo alla vigilanza e aggiotaggio. Il GUP Gianluigi Zulian si pronuncerà al termine della prossima udienza il 20 febbraio. Oggi una ricostruzione analitica, quella fornita dal PM. Esponendo come vi siano state una serie di operazioni chiaramente orientate ad occultare la situazione di dissesto dell'impresa bancaria e a sollecitare conseguentemente il mercato a fare degli investimenti. Dissesto di Veneto Banca conclamato nell'estate 2017 e il successivo azzeramento di azioni e obbligazioni per circa 80.000 risparmiatori riferibili alla banca trevigiana, molti dei quali hanno perso i risparmi di una vita. Io sono una truffata dove rappresento la mia famiglia, 8 persone, siamo stati annientati, posso dirlo, e c'è anche questo problema. Il giudice De Bortoli ha detto: una procura con le armi spuntate non potrà mai fare giustizia. Il consiglio che potrei dare a tutti quanti i risparmiatori: uniamoci e facciamo vedere che non accettiamo questo inganno. Sono uno dei risparmiatori derubati, anche se attualmente si dice che noi siamo degli azionisti speculatori. Non è vero tutto ciò, perché qualcuno dall'alto ha voluto che la nostra banca, Veneto Banca, da società popolare cooperativa, fosse trasformata in SPA. Il riferimento va alle responsabilità politiche relative alla riforma sulla trasformazione delle popolari in SPA. Un processo legato al filo della prescrizione che matura ad ottobre. Difficilmente si riuscirà a procedere nei gradi di giudizio per le accuse contestate oggi.